Mi ho fatto ieri mattina, ho messo gli aromi, sedano, carota e sciora, ho messo il persimo perché sapevi che il gusto del persimo è buono, adesso il gambo, la foglia sa poco niente e bisogna mettere dentro il gambo questo. Dopo ho messo l'alloro, il rosmarin, il limone per dare un po' di aciduo, la salvia, dentro ho messo anche un sacchetteo di aromi, con tutto il brocche di ginepro, brocche e garofano, le bacche di ginepro, ho messo un po' di aromi lì. Che il vino? E dopo ho cuocio tutto col vino. Vino rosso. Mi ho messo un bel rosso, carico, corposo, alcolico, e dopo lo ho slogato con bianco fermo. Non varia, perché dopo somiglia una lepre, massa gusti forti, insomma bisogna che sia un bel equilibrio in bocca. Il segreto della cucina vende, l'equilibrio in bocca non sono quelle sofisticazioni. Madonna, che fatica a parlare italiano. È una ricetta tua, Giannico? No, è una ricetta che viene dal 1200, dal 1300, che davano il gusto alla carne, con queste marinature, con questo modo straordinario di dare profumo e gusto, perché, e poi lo assaggerai, mangi molto più volentieri, gusti molto più volentieri il tocio, il sugo e le verdure piuttosto della carne. Mangi la carne, però un coniglio mangia una famiglia. Adesso taglio la carne, la verdura? La verdura A mano? a mano, ma sento perché? Perché gli resta più gustosa. Se te attriti, siccome che te rovini, non so come spiegarlo, viene più buona col coltello. Viene più buona col coltello. Come vedi, caro Stefano, non ho rotto un osso. Certo. Perché primo la megoea, il midollo è amaro, e secondo, se fermi in gola o cerca ancora mica un po' che affubia là, ti fa fermare la gente. Rosolo le carni, la famosa legge di Maillard. Metto un mestolo di marinatura. Un po' di tempi, Giannico. 2 orette e mezza, 3 ore per un coniglio. Per fine... una lepre anche un po' di più. Ecco. Dopo resta qua a cuocere. Resta qua, lo copro. Certo. Non ha mai da bollire e non ha mai da friggere. Deve essere una mezza via, deve essere come un arrosto morto, chiamiamo un altro. Ok. Che non è né lesso né no, logicamente. E dopo 3 ore circa? Dopo 3 ore si sfalda le carni, si stacca dall'osso e prende il gusto della marinatura, e quando è cotto, vedi proprio, lo senti, lo vedi, diventa quest'opera d'arte qua. Ma questo è già fatto? Questo è finito. Già le verdure, tutta la marinatura? Tutta la marinatura, vedi, le verdure non si vedono neanche più. Però vedi, un coniglio, guarda cosa viene fuori. Qui può mangiare 12-15 persone. Una gran polenta, una buonissima polenta, una maranella, una rossa di Marano che è straordinaria, una polenta, un cucchiaio di questo mangi mattina, mezzogiorno, sera. Antidepressivo, sì, ti sicuro sempre che vuoi saiare. Sì, caro, sì, no, guarda, caro. adesso te lo sai. Mamma mia. Guarda,
mi ha portato su fine anno anche due tartufetti. Ah, quindi il tartufo anche. Se tu per cosa che dici tu, no? Scusa. Mamma che buono. Ragazzi, e coneggio alla Gianico, non c'è neanche al vento, alla Gianico. Eccezionale. Gianico, prossima settimana altra ricetta. Altra magnata. Tanto mo' avanti. Ciao ragazzi. Oh, lei è il solito, lei.